Quando la sirena urla per le vie della città, ascolta il palpito dei nostri cuori, votati alla rinuncia. Il cuore dei vigili del fuoco, come recita la loro preghiera, il cuore oltre l'ostacolo. Quello gettato tante volte nella storia più remota e più recente dei pompieri di Treviso, ripercorsa nella mostra dedicata al Portello del Sile, alla grande passione che da sempre contraddistingue il corpo. La passione che ciascuno di loro mette nel proprio lavoro, malgrado i sacrifici e grossi rischi corsi, contraccambiata dall'affetto della gente. Ospitati dagli alpini fino al 9 dicembre, i Vigili del Fuoco raccontano passato, presente e futuro attraverso fotografie, divise e modellini. I loro volti di ieri, i mezzi, gli strumenti di una volta, quelli impiegati, di certo con più fatica, per salvare delle vite. Elmi, spade e daghe di rappresentanza, ma soprattutto quello che nella loro quotidianità è l'essenza: tute, maschere, respiratori, idranti. Un elmo indossato la terribile mattina dell'esplosione della Butangas di Paese, quando morirono 2 civili, ma sul volto e negli occhi di molti di loro rimasero ferite impossibili da rimarginare. Era il 1996. Per i trevigiani quella tragedia legò a doppio filo la propria storia a quella dei Vigili del Fuoco, legame che si rinsaldò profondamente nel 2007 con l'incendio alla De Longhi. La mostra di Piazza Garibaldi sarà visitabile fino al 9 dicembre, è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.